Siamo qui sul troso che porta all'Oasi dei Fratelli Berto, e già da qui potete vedere bene come la diversità di come si coltiva normalmente quando si cerca di dominare la natura, e invece in contrasto con come i Fratelli Berto cercano invece di vivere in sintonia con la natura. Più che un'oasi pare un bosco incantato dove imbattersi in alberi parlanti e principi ranocchi. I due fratelli Luigi e Patrizio Berto hanno salvato dallo sfruttamento un terreno di circa 1 ettaro a San Bruson di Dolo. L'intera area viene mantenuta conservando l'antico habitat di una campagna preindustriale. Questa attività è circa una 40 d'anni fa che abbiamo cominciato con le prime piante, i primi alberi da frutta, e poi crescendo, insomma, si è venuto fuori questo piccolo bosco, insomma, ecco, che circonda in questo ambiente che, guardando di fuori, insomma, si vede la desertificazione dei terreni, insomma, perché ogni anno si aumenta sia i concimi chimici, i diserbanti, che distrugge tutto. Noi cerchiamo di salvare il più possibile l'ambiente naturale come era una volta. Troviamo così alcune varietà di alberi da frutto d'altri tempi, come il cotogno o il melo renette del Canada, e poi querce, agrifogli, il mirabolano, ovvero l'amolo selvatico. E sono un appassionato dell'ambiente di una volta, come era, insomma, ecco, dalle varietà delle piante da fiori, da frutto specialmente, dove ci sono vari tipi di frutti, dal melo, il pero, ma già anche frutti antichi, insomma, che non si coltivano più, come l'acero campestre, l'olmo. Poi ci sono vari tipi di querce, c'è le betulle, il pioppo di Canada. Questo è il pioppo di Canada. Questo è un melo cotogno, è un frutto che ormai non viene più coltivato perché non ha nessuna importanza alimentare, diciamo, però viene usato a fare le marmellate. Stiamo di fronte a un melo, uno dei meli più buoni che possa conoscere, sono le renette del Canada. È un frutto molto grande, molto gustoso. Questo melo matura a metà di ottobre. Però è abbastanza resistente che si può anche, diciamo, lasciare sui meli fino anche alle prime brine. Un'arice che non è una pianta di pianura, ma vive in montagna dai 1200-1300 metri in su, però si è adattato abbastanza bene anche qui e riesce a sopravvivere. Queste sono delle canne di bambù che non sono, diciamo, nelle nostre zone. Queste qua vengono dalla Malesia, dei paesi orientali. Qui nel nostro habitat possono raggiungere i 15 metri di altezza, però nei paesi d'origine raggiungono anche i 30 metri. Tra questi rami ospitali svolazzano un'infinità di uccelli sempre più rari, passeri, cinciallegre, fringuelli. In questo ambiente si è creato, diciamo, che ci sono vari tipi di uccelli. Andiamo dal passero, dal pettirosso, dal fringuello e dal martin pescatore. E poi ci sono anche i tipi di uccelli notturni come la civetta, il gufo e altri vari tipi di uccelli. E tra le vigne, galli e galline raspano a terra, si azzuffano e allevano i loro pulcini. Sono Berto Patrizio, coltivo galline di Polverara perché è una razza che si sta estinguendo. Nera o bianca, i due colori delle galline di Polverare. Notate che ha 5 dita. Per fare la produzione adoperiamo chiocciole di galline piccole. Li facciamo nascere con questa razza di galline molto piccole che sono molto amorose. Il gallo con la cresta è un gallo ovaiolo, mentre quello con i cornetti
è il gallo di Polverara. Si stanno beccando qua. È il combattimento quello di Polverara. Ma la cosa più interessante è la creazione di 3 piccoli stagni per incrementare la biodiversità degli ambienti umidi. Questo qui è un tentativo di salvaguardare, di favorire lo sviluppo degli orodeli, degli anuri rispetto agli orodeli. Gli orodeli sono i tritoni, mentre gli anuri sono la rana, la raganella, il rospo, eccetera, quelli senza coda. In pratica è successo così: mentre il tritone si è adattato benissimo ai nostri stagni artificiali e quindi noi siamo riusciti a preservarlo qui in Riviera del Brenta, la rana, la raganella e il rospo comune invece facciamo ancora fatica ad aiutarli, e quindi, siccome il tritone è predatore dei girini di raganelle e di rospo, abbiamo cercato di impedire al tritone di entrare dentro nello stagno dedicato alle raganelle e ai rospi. Purtroppo il risultato è stato molto scarso, non si riesce a capire come facciano, i tritoni riescono ad entrare lo stesso. Queste vasche contengono praticamente quasi tutta la biodiversità che è tipica, caratteristica dei nostri habitat, se i nostri habitat sono non inquinati, cioè praticamente adesso in natura non esiste più niente se non appunto in questi posti dove ricreiamo una natura artificiale in pratica, perché nella natura vera, a parte l'inquinamento, con l'arrivo del gambero dalla Louisiana è scomparso completamente tutto. Questi sono i gasteropodi acquatici. Guardate, questa qui sì è una Planorbius corneus, qui c'è anche un predatore, è una larva di Hydrocaraboides, e poi dovrebbe esserci anche l'insetto immaginale, eccolo qua, che anche lui è timido e non si vuol far vedere. Questo qua è l'Hydrocaraboides. Questi che stiamo vedendo adesso sono girini di rospo smeraldino. Questo qui è un girino di tritone nato quest'anno, eccolo qua. Si vedono bene le branchiette esterne, quel ciuffetto rosso che ha dietro la testa. Tutti quei puntini arancioni che si vedono invece sono le dafnie, è il cibo praticamente del tritone. La dafnia è un indicatore biologico di ambiente sano, pulito, naturale, perché essendo un crostaceo così piccolo è sensibilissimo agli inquinamenti. Questi invece sono girini di raganella. Ecco, la raganella insieme al rospo comune sono paradossalmente gli animali che hanno più bisogno di essere aiutati, perché la raganella e il rospo comune fanno fatica ad adattarsi. Qui ad esempio siamo andati a raccogliere delle ovature destinate a perdersi, perché anche queste erano in pozzanghere con pochissima acqua, e cerchiamo di allevarle così nelle vaschette fino a quando il gerino poi fa la metamorfosi e diventa raganella adulta. Questo qui è un rospo smeraldino nato l'anno precedente, ha quindi 1 anno e quindi non è ancora adulto, però nell'arco di 2 anni diventa adulto e diventa anche maturo sessualmente, pronto per riprodursi. Ecco qua, vediamo chi si nasconde qua, eccoli qua, ecco i rospi smeraldini. In questo terraquario l'abbiamo preparato soprattutto per le Emis orbicularis, che sono le testuggini palustre autoctone, le caratteristiche del nostro habitat. Siccome ne abbiamo che si riproducono, i piccolini, quando sono piccoli li teniamo dentro qua. È uno degli ultimi stagni che abbiamo fatto. Gli stagni artificiali, oltre ad essere importanti per la salvaguardia degli animali, sono molto importanti anche per la salvaguardia dei vegetali caratteristici dell'habitat acquatico. Ecco, questa è la Caltha palustris, proprio caratteristica degli stagni. Questa qui è la menta acquatica. Poi abbiamo la Nymphoide speltata,
che sarà in fioritura fra una ventina di giorni. Poi abbiamo il morso di rana, e poi quei fiori che fuoriescono dalla superficie, bianchi, rosa pallido, sono i fiori dell'Ottonia palustris o violetta d'acqua. L'oasi dei fratelli Berto è insomma la meta ideale per chi ama la natura e va in bicicletta. E visto che era una bella giornata abbiamo deciso di fare questa passeggiata, questa gita in bicicletta e siamo arrivati qui in quest'oasi e devo dire che è una bellissima sorpresa perché è una vera oasi, c'è tantissima natura, è molto verde e poi degli animali incredibili, quasi come dire, da tantissimo tempo che io non vedevo rane, non vedevo rospi e devo dire che i tritoni io non li avevo proprio mai visti. E coi loro zaini sono passati di qua anche gli studenti dello UAV di Venezia, impegnati in un seminario itinerante. L'oasi dei fratelli Berto ha fatto ritrovare anche a loro la speranza di ricomporre un equilibrio perduto tra uomo e natura. D'altra parte loro sono prevalentemente studenti di pianificazione e la pianificazione senza camminare nel territorio siamo convinti che non si possa fare dall'alto, soltanto da foto aeree, bisogna vedere le cose e camminando lentamente si riescono a percepire in maniera corretta.